aperta sabato 21 novembre la 50ª edizione del Salone di Milano. Tantissime novità a due ruote come al solito, ma io ho scelto un quattro ruote, un veicolo bizzarro, questo Moto 4 Yamaha. Mi servirà per muovermi tra i padiglioni della fiera, alla caccia di tante moto che voglio proporvi. Ciao! Lo vedete nelle immagini, tanta gente, giovani soprattutto, e tante cose da vedere. Le moto, certamente, ma anche qualcosa di nuovo come lo show che Dainese ha proposto per mostrare in un modo originale e adeguato le sue bellissime creazioni tecniche e meno tecniche. Alla Gilera c'è Alessandro, 16 anni, sta mirando una delle star, la MX1 Sportiva 125. È bella, vero? È grande, è mitica. Sì, è una sportiva raffinata e che promette molto. Guarda che splendida carenatura. L'aerodinamica è curatissima, la parte ciclistica forte del nuovo telaio twin box d'acciaio, delle ruote d'alluminio. Il motore dà 28 cavalli alla ruota, costerà circa 5 milioni quando arriverà a febbraio e dà 17 litri di benzina sotto il motore. Qui in questo vano si può invece alloggiare un casco integrale ed è una gran bella comodità. E Gilera ha portato tante altre novità come la XR1 125 da enduro, la XRT 600 monocilindrica a 4 tempi e infine la Saturno, una rievocazione della 500 sportiva celeberrima in casa Gilera. E cosa dici, Alessandro, della nuova Honda NSR 125? A me sembra coraggiosa oltre che bellissima. Honda dice basta alle carenature anche per una super sportiva. E così puoi ammirare il curato telaio pressofuso in alluminio e il motore con la nuova valvola parzializzatrice RC accreditato di 31 cavalli. Beh, sarà un bel match con la Gilera, anche perché la NSR ad aprile in vetrina dovrebbe costare 4 milioni e 300 mila lire. Poi, tra le altre Honda, voglio mostrarti le novità, la VFR 750R da 20 milioni, un gioiello, e le due 650 da enduro, la monocilindrica Dominator e la bicilindrica Africa Twins. E se dico Cagiva, Alessandro, a cosa pensi? A Mamola, è il più forte del mondo. Giusto. E il gruppo Cagiva, che è forte di 4 marchi, ha proposto la 125 Blues, la Morini Custom battezzata New York e infine la 350 Dart, ancora una Morini, dalla linea fluida sigillata. Molto interessante poi è la 50 Lucky Explorer per i 14enni che amano anche il fuoristrada. È molto bella, completa, originale, guarda il doppio faro integrale, costerà circa 3 milioni e rappresenta secondo me una bella mossa per una marca che in questa classe di cilindrata finora non aveva proposte. Se la vedrà con la concorrenza della nuova Garelli 50 Sael, africana fino alla scelta dei colori con dominanza del giallo sabbia. Anche questa ha il doppio faro, un look riuscitissimo, 2 dischi freno, costerà circa 3 milioni e mezzo e arriverà a primavera. Del resto la Garelli, che nelle piccole cilindrate è maestra anche nelle corse, ha un bel motorino, un 50 modernissimo ed efficace. Voglio mostrarti ancora un cinquantino. La Fantic Motor, lo sai, è fortissima nel trial, ha aggiornato a fondo i suoi modelli fino alla famosa 303 e presenta il nuovo Fast 50. Il Fast è un tubone ricco, carenato con generosità, con il freno a disco idraulico davanti, il motore raffreddato liquido, strumentazione completissima. Sta per andare in produzione, costerà 2 milioni e mezzo. È una proposta originale. E qui c'è qualcuno che dell'originalità non ha certo paura. Le proposte grafiche dell'Aprilia sono veramente shock. Per il tuo domani c'è la nuova Touareg Wind 600, per adesso sei troppo giovane, ma intanto la AF1 125 replica è già alla tua portata.
E infine c'è anche la moto romantica, la Red Rose, sia 50 sia qui la 125. È una nuova strada, è la proposta della moto non più ipertecnica, ma soprattutto facile e confortevole. Una riedizione delle custom, ma con molto gusto e senso della misura. Una moto da 130 all'ora, 4.600.000 lire circa. Trovo molto intelligente. Insomma, di proposte ce ne sono tantissime e adatte ad ogni gusto. E tu, Alessandro, cosa mi dici? Sarà difficile scegliere. Ma il tempo per pensarci sopra non ti manca, quello che conta è che a primavera voglio vederti in sella.